perché sto parlando dell'associazione culturale Sant'Ularetto di Silanus, che applaudiamo subito. Ma non solo, Silanus ha questa bella forza che negli ultimi tempi ha recuperato attraverso il ballo. Si balla sempre, in ogni occasione, in questa comunità, ma da un po' di tempo lo si fa rappresentando la tradizione. L'associazione Sant'Ularetto ha al suo interno addirittura 4 forme, perché ci sono le donne Saspizzinnas, che più tardi applaudiremo, c'è il gruppo misto, c'è il mini folk, ma ci sono addirittura Saspizzinnas piccole, quindi proprio un'età media di 10 anni, quindi non vi dico la bellezza di questa associazione, che davvero ha un grande entusiasmo e stasera ce lo dimostrerà proprio in apertura di questa sezione a loro dedicata. Ancora una volta l'amico di Nuoro, anche lui ha questa capacità di accendere il ballo, di accompagnarlo sempre con grande forza, la forza della tradizione che ha in sé. Giampaolo Piredda, gli amici di Silanus, associazione Sant'Ularetto.
Gli amici del gruppo folk Santu Larettu di Silanus, su ballo e Zionanneddu,